non so proprio nemmeno cosa dire. Cioè ne avrei mille di cose da dire, ma non so neanche come esprimere quale sia la cosa giusta. Vi ringrazio tantissimo perché questo... tanto, mi dispiace tanto. Questa settimana è stata forse la settimana più difficile degli 8 anni in cui siamo coinvolti in questa storia maledetta. La settimana più difficile per la famiglia Onichini, queste le parole della moglie Sara abbracciata ai figli fuori dal carcere di Santa Maria Maggiore, dove il marito Walter è rinchiuso da inizio settimana, da quando è diventata esecutiva la sentenza della Cassazione che lo ha condannato per il colpo non mortale sparato nel 2013 a un uomo albanese che si era introdotto nella sua abitazione di Legnaro per rubargli l'auto. Un centinaio di manifestanti provenienti da ogni angolo del Veneto, tra loro anche Franco Birolo, il tabaccaio di Civè di Corezzola, che aveva sparato ucciso un ladro nella sua tabaccheria, un'odissea giudiziaria anche la sua, che si concluse però con la soluzione. È venuto a Venezia per solidarizzare in qualche modo, per stare vicino alla famiglia, per vedere tanti amici che combattono, che sono vicini a Walter e nel mio piccolo cerco anch'io di dare il mio contributo. La richiesta ora è una sola, la grazia. L'unico risultato possibile è la grazia per Walter Onichini, perché un padre di famiglia non può stare in un posto come questo. Questo è un posto per i delinquenti e non serve assolutamente a nulla. Il carcere, come ho già detto, ha 3 funzioni specifiche. Una è la punizione per chi sbaglia, per chi ha la volontà di sbagliare, questo non è, Walter non lo voleva. L'inabilitazione per le persone pericolose, Walter non c'entra nulla. La riabilitazione, che non c'entra assolutamente nulla perché Walter non ha bisogno di essere riabilitato, semmai sono i delinquenti. Walter deve uscire, punto, stop.